Si tratta di un decreto firmato e proposto in autonomia, come è giusto che sia, dal dirigente, e in altrettanta autonomia il dirigente ha proposto ed ha firmato la sospensione, quindi non la revoca del decreto ma la sospensione, e chiedendo che ci sia un'espressione del Consiglio di Stato sul motivo del contendere, ovvero sul fatto che esiste in legge una moratoria per i bimbi iscritti dai 0 ai 6 anni iscritti all'asilo, alla scuola per l'infanzia, e quindi una moratoria che dura fino al 2019, oppure no, come sostiene nella sua interpretazione il governo. Hanno pesato le critiche di Forza Italia in questo? No, guardi, assolutamente no, questa cosa è meramente tecnica, non è una questione di critiche, è un fatto assolutamente tecnico, e devo anche dire che l'organo deputato a dirimere questa partita è ovviamente il Consiglio di Stato. Dall'altro devo anche dire che ho visto e letto un sacco di commenti inutili, pressapochisti, generalisti, che nulla hanno a che vedere col decreto che ha firmato il nostro dirigente, che non era assolutamente un decreto contro i vaccini o quant'altro. Del Consiglio di Stato cosa si aspetta? Il Consiglio di Stato ha una sezione dedicata proprio per i quesiti per evitare i contenziosi. A noi abbiamo proposto e proponiamo un quesito in maniera tale che si chiarisca fino in fondo a questo. Che lettura dà il governo? Da un lato il governo dice decade l'iscrizione nel 2019, non vanno a scuola, non vanno alla scuola di infanzia perché non sono in età dell'obbligo. La Regione Veneto invece dice decade l'iscrizione nel 2019, ma nel frattempo possono andare all'asilo. Siamo convinti che questa legge, che prevede la coercizione e la punizione per chi non vaccina, sia una legge che fa abbandonare, crea abbandono vaccinale. Ultimo aspetto che voglio ricordarle, che si fa passare l'idea che questa legge lascia a casa tutti. La verità è che dai 6 anni ai 16 anni i non vaccinati vanno a scuola come prima, pagano solo la multa e comunque vanno a scuola. Dai 0 ai 6 anni ci vanno comunque a scuola, perché basta un'autocertificazione del genitore che dice sì, mio figlio non è vaccinato, ma ho chiamato in ospedale e ho chiamato l'ULSS e lo vaccinerò i prossimi mesi.